Gloria a Dio, siamo in diretta su Facebook, siamo arrivati al punto principale del culto, che è la parola di Dio. Gloria al Signore. Vogliamo leggere insieme un passo della scrittura, così come la troviamo scritta nel libro dei Salmi. Leggeremo un salmo, Salmo 130. Gloria al Signore. No, grazie. Alleluia. Salmo 130. Se l'avete trovato inizio a leggere, spero anche chi ci segue da casa possa seguire leggendo anche dalla parola di Dio. Il Signore sia lodato. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido, siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia tenuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Amen. Amen. Alleluia, ci incoraggia questa parola, questo salmo, ad essere fiduciosi in attesa dell'intervento di Dio. Amen. E anche in questo tempo che stiamo vivendo vogliamo imparare ad essere fiduciosi. Noi stiamo aspettando l'intervento di Dio. Non sappiamo come il Signore interverrà, ma sappiamo che il Signore farà qualcosa per preservare i suoi figli, per preservare la sua Chiesa, i suoi eletti. Amen. E vogliamo prodigarci affinché anche in questo tempo, nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà, si continui ancora a predicare la parola di Dio. Amen. L'Evangelo della salvezza, perché è l'unica salvezza, per chiunque crede, l'Evangelo è salvezza, perché è parola di Dio. Amen. Amen. Alleluia. È un canto dei pellegrinaggi. Questo salmo fa parte di altri canti dei pellegrinaggi. A volte leggiamo proprio come titolo canto dei pellegrinaggi. Il popolo di Israele, quando si riuniva per andare a offrire la propria offerta al Signore, partiva da lontano e durante il tragitto, durante il percorso, c'è chi elevava questi canti, queste preghiere, definiti canti dei pellegrinaggi. Era come dire, qualcosa che poteva consolare non solo se stessi, ma quanti ascoltavano durante il cammino. Siamo in cammino anche noi, vero? Alleluia, stiamo attraversando questo percorso terreno, alleluia, e sappiamo che un giorno taglieremo il traguardo. Amen? Ma nel frattempo vogliamo consolarci gli uni con gli altri, ricordandoci che il Signore sta per tornare. Amen? Ricordandoci ancora che il Signore è fedele, che ogni sua promessa è sì ed amen, vero? Ricordandoci anche che il Signore non può lasciarci perché ci ama, ricordandoci anche che Dio ha mandato il suo figliuolo Gesù a morire sulla croce, quindi non può abbandonarci a noi stessi, ma vuole essere presente, vuole sempre donarci una luce in un momento buio. Amen? Vuole darci davanti una strada che possa essere la strada giusta che noi dobbiamo percorrere come soluzione ai nostri problemi, alle nostre difficoltà. Il salmista, rivolgendosi al Signore, dice: io grido a te da luoghi profondi. Probabilmente non era un luogo fisico, è un luogo forse ideale. Quando ci si trova in difficoltà, nelle prove più atroci, è come se ci sentiamo in un luogo profondo, vero? Non vediamo neanche la luce, o la luce si sembra lontana da noi. Alleluia. E il salmista dice: oh Signore, io grido a te da luoghi
profondi. E credo che il salmista ha anche la certezza che anche dal luogo profondo il Signore sa ascoltare il grido di aiuto, il grido della preghiera, ma non è una preghiera gridata, urlata, perché il Signore è lontano e quindi ci deve sentire. Il Signore sente anche quella preghiera silenziosa che è dentro di noi, che abbiamo nel profondo del nostro cuore, quando nessuno ci sente, nessuno può sentirci, ma il nostro cuore insieme alla nostra mente, rivolgendosi al Signore, dice: Signore, aiutami, ti prego, aiutami, ho bisogno di te. Il Signore sa ascoltare, il Signore ascolta il mio grido. È una preghiera silenziosa, ma davanti a Dio può essere un grido. Amen? Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Alleluia. Dice: se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Alleluia. È una domanda, ma è una domanda alla quale sicuramente possiamo dare una risposta, vero? Se tiene conto il Signore delle nostre colpe, chi potrà resistere? Nessuno può resistere. Amen? Siamo qui per la grazia di Dio. Fin qui il Signore ci ha benedetti, ci ha soccorsi. Fin qui il Signore, posso dire, ci ha perdonati. Lo dico solo per me, mi ha perdonato. Ci ha perdonati il Signore, fin qui. Alleluia, ha cancellato le nostre colpe, e quando ci rivolgiamo a Lui è così buono il Signore che non tiene conto delle nostre colpe. Alleluia. Presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Alleluia. Ogni qualvolta ci rivolgiamo al Signore vogliamo essere certi del suo perdono. Alleluia. Ogni volta che mi rivolgo al Signore non posso non dire: Signore, perdonami. Ma non deve essere una cosa meccanica, deve essere veramente qualcosa sinceramente sentito dal profondo del cuore, perché quando sei alla presenza di Dio sei davanti a colui che è perfetto, santo, santo e santo ancora, 3 volte santo il Signore. E quando sei alla sua presenza senti di non essere adeguato. E perciò la prima cosa che come servo del Signore, come credente, come cristiano, mi viene da dire: Signore, abbi pietà di me. E sono certo che ogni qualvolta io mi inginocchio alla tua presenza, apro il mio cuore e ti cerco, io trovo il tuo perdono. Il salmista ne è certo. Alleluia. Presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Alleluia. Cosa vuol dire perché tu sia temuto? Non perché dobbiamo avere paura. La paura allontana. Amen? Dove c'è lo Spirito non c'è paura. Dove c'è lo Spirito del Signore non c'è paura. Ma il timore viene inteso come profondo rispetto. C'è perdono e io sento il perdono che tu hai dato alla mia vita e non posso che sentire profondo rispetto verso di te, Signore. Riverenza. Alleluia, perché mi hai perdonato, Signore. Ancora una volta, gloria a Dio. Il salmista dice: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Dobbiamo imparare a saper aspettare. Alleluia. A volte quando ci rivolgiamo al Signore vogliamo subito, istantaneamente, la risposta. Istantaneamente vogliamo il miracolo. Vogliamo vedere che le cose cambiano subito, istantaneamente. E non è sempre così. A volte è necessario aspettare. Il salmista lo sa molto bene. Per questo dice: io aspetto il Signore. Conviene all'anima mia aspettarlo, perché quando il Signore interverrà in un modo glorioso, e certamente il Signore interverrà. Me lo fa dire la mia fede.
Amen? Perché ho conosciuto il Signore. Stamattina a Vittorio Veneto abbiamo parlato proprio di questo, di credere e conoscere il Signore. Quando il Signore invita i Suoi discepoli ad andarsene, perché tutti lo avevano abbandonato, perché dicevano questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù non parla sempre in un modo morbido, a volte parla in modo duro, perché ti mette di fronte ad una scelta, ti dice che sei un peccatore, che sei nel peccato e devi fare una scelta chiara e definitiva, non c'è posto nel mezzo, devi essere tu deciso. E molti, come dicevo stamattina, non amano sentirsi dire che si è sbagliati, no? Che si è nel peccato, e non amano sentirsi dire questo, ma la parola di Dio chiama peccato ciò che è peccato. Non scende nei compromessi, e il credente non deve scendere nei compromessi, deve fare una scelta ben chiara e definitiva. Ora, quando il Signore invita tutti ad andarsene, molti se ne vanno, ma i Suoi discepoli rimangono lì, e Simon Pietro dice: Signore, a chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo. Amen. Quindi come credenti, io dicevo stamattina e lo voglio ribadire anche qui, come Chiesa del Signore, io desidero che la Chiesa sia formata non da credenti creduloni o da credenti superficiali, ma di credenti che possono dire ho creduto e ho conosciuto chi è Gesù. Perché di fronte alle difficoltà tu resterai sempre lì ad aspettare il Signore, perché gli hai creduto e perché lo hai conosciuto. Amen. E come l'Apostolo Paolo puoi dire niente, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Sarà la fame, la nudità, il pericolo, la malattia, il coronavirus? No, niente, nessuno potrà mai separarmi dall'amore di Dio. Quindi io starò al mio posto, io aspetterò, io aspetto il Signore. Finché Lui non interviene, io starò lì ad aspettare il Signore. Sarò in preghiera. Amen. Come aspetti il Signore? In orazione, in preghiera, in comunione, svolgendo la tua vita quotidiana. Devi andare a lavorare, sì, ma mentre aspetta il Signore. Amen. Alleluia. Anche quando fai le tue faccende quotidiane, sei al lavoro, c'è quella preghiera silenziosa che è dentro di te, vero? Certamente non possiamo pregare a voce alta perché ci chiuderanno in un manicomio, ma gloria a Dio, dentro di noi c'è un grido che Dio ascolta, vero? Alleluia. Quindi nel frattempo che io aspetto il suo intervento, lo lodo, lo prego, innalzo il suo nome e dimostro la mia fiducia, la mia fede in Lui, nelle sue promesse. Per questo posso dire, e dobbiamo dire insieme al salmista: io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. E poi dice un'altra cosa: io spero nella sua parola. Amen. Alleluia. Quante meravigliose promesse nella parola di Dio. Non temere, non temere, perché quando dovrai attraversare le acque io sarò con te. Amen. Quando attraverserai i fiumi, le acque non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, la fiamma non ti consumerà. Amen. Alleluia. Io spero nella sua parola. Quella parola che io ho letto, ho ascoltato, ho meditato nel mio cuore. Alleluia. Amen. La parola di Dio non deve essere solo qualcosa che ascolti, odi e rimane fine a se stessa. No, la parola di Dio deve essere dentro il tuo cuore. Devi far penetrare la parola di Dio dentro di te, e allora potrai dire: io spero nella sua parola. Alleluia. Un'altra promessa: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Alleluia. Io spero nella sua parola. Alleluia. Gloria a Dio. Così come tante altre promesse del Signore. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in me e abbiate fede anche nel Padre Dio. Io vado avanti a prepararvi un luogo, e dove sono io sarete ancora voi.
meravigliosa promessa. Io spero nella sua parola. Alleluia. Ancora continuando nel Salmo, dice: l'anima mia anela al Signore, e l'anima mia desidera al Signore. L'anima mia, c'è un profondo, radicato, un desiderio che mi porta al Signore, mi porta ai suoi piedi. Ecco, l'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino. Che ha fatto il soldato sano? Si fa la guardia, si stanchi, non si vede l'ora che finisca il turno per potersi riposare. Ecco, si anela il mattino, sorge la luce, finisce il turno, vado a riposarmi, ho svolto il mio compito. Ecco, l'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino. Un desiderio profondo e forte e incontenibile. Questo ci deve essere nella nostra vita, nel nostro cuore. Amen. Amen. Gloria al Signore. Un consiglio, un'esortazione a Israele. Io quando leggo Israele nel Vecchio Testamento leggo la Chiesa del Signore. O Israele, spera nel Signore. O Chiesa, spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Amen? Speriamo nel Signore, perché il Signore è buono. Alleluia, è lento all'ira e di grande benignità. Quando vai al Signore, quando cerchi il Signore non ti chiuderà mai la porta. Qualunque cosa tu abbia potuto commettere, qualunque offesa tu abbia potuto fare al Signore, se sei veramente, sinceramente desideroso di incontrare il Signore e pentito, il Signore non ti chiuderà mai la porta. Amen. Alleluia. Allora potrai dire, se sperimenti questo, presso il Signore e la misericordia. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. La redenzione abbonda presso di Lui. E infine il versetto 8 è una meravigliosa promessa. Alleluia, che sia adempiuta. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Amen. Amen. Egli riscatterà il suo popolo. Amen. Amen. Egli salverà il suo popolo. Alleluia. E il Signore lo ha fatto. Amen. Amen. Ha mandato il suo figliolo Gesù per salvarci. Amen. Alleluia. Alleluia. Ha mandato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Quindi il Signore ci ha salvati, noi che lo abbiamo accettato. Alleluia. Quanti non l'hanno accettato? Non possiamo assicurare loro la salvezza. Alleluia. Ma come credenti che abbiamo accettato Gesù, possiamo dire: grazie Signore per la certezza che hai messo nella mia vita della salvezza e della vita eterna. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo adesso ringraziare il Signore. Alleluia. Vogliamo stringerci insieme nella comunione fraterna, nella comunione con il nostro Signore, sapendo che Lui è qui in mezzo a noi. Vogliamo essere rinforzati. Alleluia. Stiamo pregando per questa pandemia. Alleluia. Vogliamo dire: Signore, noi aspettiamo ciò che tu farai, ma intanto noi vogliamo rimanere fedeli alle tue promesse, alla tua parola. Intanto noi ti lodiamo, intanto noi aspettiamo, e nell'attesa continuiamo a celebrare il tuo nome, Signore. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Non vi chiedo di alzarvi in piedi, ma possiamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore.